Dottore Santalco, come è andata la raccolta firma che si è svolta in questi giorni? Quali sono i risultati? I risultati sono molto lusinghieri e direi sono dei risultati che vanno oltre le nostre aspettative. Noi abbiamo organizzato tutta una serie di gazebo sia in provincia che in città ce n'erano ben 9. Nonostante il cattivo tempo, nonostante le condizioni atmosferiche note, pioggia e freddo, abbiamo avuto una esploit di presenza nei nostri gazebo che ci fa pensare su quello che chiedono oggi gli italiani. Ai gazebo ho assistito alla presenza di gente, di cittadini di varia estrazione sociale, dal libero professionista all'impiegato, alla casalinga, al pensionato, al giovane. Tutti erano accomunati da un'unica idea: mandare a casa Prodi. Ma perché mandare a casa Prodi? Perché ormai è un fatto notorio che questo governo non rappresenta più la maggioranza degli italiani, ma questo governo non tutela più gli italiani, non li tutela in termini di sicurezza, non li tutela in termini di redditi e quindi di stipendi, perché ormai tutti gli stipendi sono falcidiati. Trovatemi una famiglia di media portata con uno stipendio medio che riesce ad arrivare a fine mese con tutta la falcidia di tasse che si sono abbattute da un anno a questa parte. E io non penso spero di sbagliarmi, lo dico anche nella mia qualità di bancario, cosa succederà a dicembre allorché le famiglie non potranno pagare i mutui per la lievitazione dei tassi. Dinanzi a tutte queste situazioni reali e delle nostre famiglie, il governo è riuscito magari a passare la finanziaria, ma è passata con una serie di compromessi che sicuramente hanno concesso all'estrema sinistra di varie prebende ai senatori a vita, senza considerare quelli che sono veramente i bisogni della gente. Ma ripeto, il dato che deve far pensare tutti coloro che fanno politica in questa città, sia della Casa della Libertà che del centro-sinistra, è che la gente è stanca di questo governo, che la gente vuole un cambiamento e soprattutto vuole una svolta, in qualsiasi senso, ma si deve sentire sicura, i giovani vogliono lavoro, le famiglie vogliono avere la possibilità di arrivare a fine mese, c'è un malcontento diffuso. Se tantissimi cittadini sono venuti ai nostri gazebo da soli, non chiamati, ma sulla spinta emozionale di mettere una firma, addirittura c'erano persone che mi chiedevano: Presidente, posso mettere più firme per mandare a casa il governo Prodi? No, una sola firma. Questa è la testimonianza di un malcontento diffuso. Allora dobbiamo pensare tutti quanti, lo deve pensare lo stesso PD, ma dico lo dobbiamo pensare noi della casa, direi dell'ex Casa della Libertà, perché ancora una volta il Presidente Berlusconi ha dimostrato una grande lungimiranza, perché ha capito che 7-8 milioni di italiani, non so quanti, alla fine chiedono un cambiamento, e il cambiamento è quello di un partito snello, un partito vicino alla gente, un partito che nasce dalla base, un partito che non faccia alchimie, dove veramente si affrontano i problemi effettivi, i problemi reali, i problemi giornalieri. Altrimenti non si spiega tutto quello che sta avvenendo attorno alla cattiva politica. Non c'è una cattiva politica, c'è un modo cattivo di gestire la pubblica amministrazione o di gestire la politica. La politica è un'arte nobile, ognuno la svolge nel migliore dei modi, secondo il proprio essere, secondo la propria cultura, secondo la propria esperienza, secondo il proprio vissuto, però questo è un momento in cui l'Italia e gli italiani aspettano una svolta. Quando nascerà il nuovo partito? Il partito è già nato. Il partito è nato nel momento in cui Berlusconi ha fatto capire agli alleati che è necessario un salto di qualità, che è necessario riformulare un nuovo soggetto politico che non deve stravolgere l'impalcatura della Casa della Libertà, ma un nuovo soggetto politico che metta tutti quanti insieme, tutti i partiti del centrodestra. Certo, mi rendo conto che alcuni alleati sono rimasti spiazzati da questa idea del Presidente Berlusconi, ma Berlusconi è così, non ama i giochetti della politica, lui li chiama il teatrino della politica. Oggi alcuni partiti vogliono rincorrere il PD e Veltroni per cercare il proporzionale, per cercare una nuova legge elettorale. Lui va al cuore dei problemi, la gente vuole riandare a votare, la gente vuole un nuovo governo.
Io sono ottimista per questa nuova creatura che dovrà nascere. Solo un forte impulso di Berlusconi poteva indurre gli alleati a ripensare, a dare un contributo, perché io non penso che Forza Italia potrà andare da sola in questa nuova struttura, in questo che non è un nuovo partito, non è altro che una continuità e una modernizzazione del fare la politica. Hanno firmato ai gazebo tanti amici del centrodestra di varie estrazioni, amici di Alleanza Nazionale, amici dell'UDC, potrei fare nomi o cognomi ma per la privacy non li faccio. Questo sta a testimoniare che attorno ai grandi problemi non c'è più il colore del partito, c'è un'unica idea, che il partito della libertà è il partito del popolo. Non si tratta di rincorrere Veltroni, il PD ha fatto una sua scelta, DS e Margherita si sono uniti, è necessario per essere moderni, per stare in Europa, di avere la capacità di essere un partito moderno, ma soprattutto quello che tutti noi dobbiamo capire, un partito vicino ai bisogni della gente, perché non ha senso stare chiusi in Parlamento, stare chiusi nelle segreterie o arroccati in una sedia come assessore, come sindaco o un presidente, quando non ci relazioniamo con la città, non ci relazioniamo con i problemi di questi giorni della città. Gli operai di Messina Ambiente sono una mera realtà, operai che vivono con 1.000 euro, 1.100 euro, con problemi con famiglia, con un affitto da pagare, con il mutuo da pagare, con la rata magari della macchina, del frigo o di qualcos'altro da pagare, e l'istituzione ha l'obbligo di dare risposte, ma non risposte tampone. Bisogna dare, e qua sono d'accordo con loro, tranquillità e certezza, perché non ha senso superare lo stipendio del mese di ottobre e dopo ricadere nuovamente nel mese di dicembre e non avere la certezza della 13ª. Però anche qua i tempi delle vacche magre sono finiti, bisogna razionalizzare la spesa, bisogna capire, qua lo deve capire la politica, che è finito il tempo del mero clientelismo fine a se stesso, bisogna razionalizzare le risorse e mi auguro che in prospettiva, me lo auguro come Forza Italia, perché sono di Forza Italia e ci sentiamo di Forza Italia, la nuova amministrazione comunale possa essere retta da un sindaco che sia l'espressione della Casa della Libertà insieme alla provincia. Il sindaco genovese ha amministrato in questi anni, ma tanti problemi non sono stati risolti, il semplice clientelismo non paga, la città ha bisogno di problemi di ampio respiro per dare occupazione a grandi livelli. Non basta trovare un posto all'Amam, al lato o in questa fantomatica società Zancle che dovrebbe nascere, c'è bisogno di tanti ragazzi, perché per un ragazzo che magari riescono a sistemare alla Zancle ce ne sono altri 100 fuori che aspettano, quindi solo un progetto complessivo di sviluppo della città può dare lavoro a tanti giovani, altrimenti assisteremo con molto rammarico da parte di chi come me è padre che i nostri figli saranno costretti a lasciare quella città per trovare lavoro fuori della Messina, e qua rimarranno purtroppo, rimarrà la parte peggiore, coloro che magari vivono alla giornata e quindi non possono dare un contributo di idee per lo sviluppo della città.